Mancano circa 2 settimane al voto del 28 e 29 maggio che vedrà anche in provincia di Agrigento il rinnovo delle amministrazioni di 14 comuni. Si voterà con il sistema proporzionale a Licata, mentre il maggioritario a Burgio, Calamonaci, Castrofilippo, Cianciana, Grotte, Ioppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Menfi, Ravanusa, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro e Santo Stefano di Quisquina. Si tratta di una tornata elettorale molto importante per 129 comuni isolani, lo afferma l'assessore regionale al ramo Messina. I cittadini chiamati alle urne, dice, saranno infatti un terzo della popolazione siciliana. Questa volta le giornate in cui si voterà, dice, saranno 2 per via del recepimento della normativa nazionale. La scelta è ricaduta sul 28 e il 29 maggio perché da un lato abbiamo voluto tenere conto del calendario scolastico senza quindi penalizzare eccessivamente l'attività didattica, dice l'assessore, e dall'altro abbiamo evitato di sovrapporre la tornata elettorale a celebrazioni nazionali e religiose. L'eventuale turno di ballottaggio si terrà l'11 e il 12 giugno.